saluti a tutti, se ben agattato con quest'altro attopiu, tutto dedicato sul gruppo dei Nuragici. Sul festival è tutto, dei folclori, di tutto sul mondo che si organizza da noi già da 17 anni se questa patti. E oggi questa è la terza puntata, la detresi di puntata che io ho organizzato, così contai dei vestiti e dei balli che in noi in Sesto, in questo festival, succede ogni anno questa cosa bella di Sattopiai in piazza, ma di 2 anni se questa patti in non televisione. E questa puntata, questa 3 puntate, si dedicare proprio ai vestiti, a commenti, bistinti, poi quando andavo su piazza, noi su Bieu, già il gruppo su Bestiu, se non scieu, su andare a berirare, non vi ho nulla di questo che c'è sta su questa giacca o a su quest'ultimo elemento su bestiario e tutto, ma dopo invece in questa trasmissione si castieni commenti, nasciti, s'abbistimento e tutto. E con su gruppo Nuragici, se oggi tenevo su noi Pierpaolo Angioni, per la terza puntata, in pari a Renato Cannas e a Ludovica Angioni. Ma tenevo su questa parte, potevo dire costume bello su dei sesto, dei uomini e dei femmine, vestiti di importo, di vesta con Leonardo e con Inasse. Grazie a vosotros per la pazienza che tenete, ogni volta con noi si vede e vestimenta de sesto. E dunque, a Ludovica, a noi sapere tu è un'ausa gira passata, insomma, la prima puntata che sei responsabile di questa patti, di vestimenta, se tutto canto. Impari però a Jacopo, Enrico, sei proprio uno scanto persona che pensai a tutte queste cose. Come è la vita del suo socio? Cioè, si incarico che te ne hai posato, su tutto fatesi? Io, Jacopo e Enrico, siamo portando avanti questo progetto di portare a forza su chi vi era in passato. Jacopo è il coreografo del Riausu che si impegna da poi sballo per portare su ballo come ti era in piazza e Enrico è il capogruppo che impara Pierpaolo e Renato si impegna da po' in cosa pratica del suo gruppo, ma si aiuta a Mimmi e a Jacopo per questo progetto del suo vestire e del suo ballo. Gesù mi ha appassionato, cerco di portare avanti questa bella cosa. Bene, brava di vedere su Ludovica, Jacopo, Enrico e tutto canto questo che si impegnano ad ogni addiri per questa cosa. E in noi andavo a sapere proprio come si distinti i femmine cogliate e tu infatti domando subito Ludovica, sa differenzia che c'è fra i giovani e femmine prumannas, cogliate e tutto canto, in su vestiti intendo? Gastia, chi non è in su folklore penso che non tu puoi comprendi. Questa è una differenza meda piccola, però è manna in su senso che i sennoras, mannas, iscogliadas, non si può antavistire come i spicciochedas. È una differenza meda importante, poiché essa depianta essi più rigorosas, più sennoras, ecco. E quindi è una differenziazione che è importante a dare comprendi a chi non è in questo settore. In questo mondo. E iniziando su noi, io subito questa registrazione che ho fatto e io femmina mannas e cogliatas, come si bistinti e itta usaianta e usanta oi poi si bistiri. L'abbigliamento tradizionale femminile nella comunità sestese dalla metà dell'Ottocento fino ai primi del Novecento si distingue per diverse fogge, dal più ricco al più povero, dal giornaliero al festivo e da ragazza nubile a donna sposata. L'abito delle coniugate è più serio e pudico come struttura, ma allo stesso tempo sfarzoso ed elegante. 3 sono le tipologie: vestiti a giacqua pizzicorrus, che indossa Elena,
Bistiria Baschina che veste Giada e Bistiria Spensu indosso a Ludovica. L'intimo è la parte più riservata. La camicia in tela di cotone arricchita da ricami e applicazioni in pizzo sangallo ricopre tutto o in parte i lunghi pantaloni di tela bianca, detti mudandonis. Al di sopra dei smudandonis, ampie sottogonne fittamente grinzite e inamidate e sovrapposte una sull'altra completano il corollario dell'intimo femminile. Queste sottogonne, insieme a sugossu, il corsetto, danno volume e ripropongono una silhouette stretta sul torace e larga dalla vita. Ecco che le sottogonne diventano un valido sostituto della crinolina, necessarie di fatto a mantenere gli ampi volumi delle gonne a campana, così tanto di moda nella classe nobile e borghese. Diversi sono i materiali utilizzati per la realizzazione delle gonne. Il cotone pregiato in indiana dorata, chiamato così per la fantasia a fiori color oro su fondo nero con una fitta grinzitura in vita. Subodrau, cotone rigato a pieghe alternate rosse e blu, diffuso in tutta l'area campidanese. Sabodrau, di provenienza genovese, viene plissettato con le righe rosse all'esterno e blu all'interno. Per realizzare una gonna occorrono circa 5 o 6 metri di stoffa e solo chi aveva la possibilità economica poteva permettersi di acquistarlo. I più abbienti indossavano anche 2 gonne, una sopra l'altra, rimarcando di fatto lo status sociale di appartenenza della proprietaria. Con lo scopo di rendere meno evidenti le forme femminili, considerate troppo provocanti e immorali, su imposizione della Chiesa subentra Sumucadori de Vitturra, un fazzoletto di seta riposto sul petto e fissato a sugossu. A questo si sovrappone su giaccu. Tra le tipologie di giaccusu, il più rappresentativo è quello a pizzicorrusu, chiamato così per le numerose dentellature triangolari che ne orlano il bordo. Può essere confezionato in cotone, seta o raso, di color viola o nera, e impreziosito da passamaneria, nastri e giaietti in pasta vitrea. Un altro giacchino è su giacco a coa, chiamata anche baschina, confezionato in seta nera e passamanerie, in cui spicca la particolare sagomatura stretta in vita e svasata sui fianchi da un volant. Per riporre i propri effetti personali sono solite indossare sabushaka, una tasca in tessuto di seta o cotone, spesso abbellita con trine in filo d'oro e d'argento o ricami colorati. Su dei ventali, grembiule di seta di varie fantasie, guarnito con pizzo e passamanerie, viene arricciato sulla vita ricreando un effetto a larghe pieghe che avvolgono la gonna sul davanti. Prendas in oro e argento danno lustro e importanza all'abito. I sprendas, così chiamate, sono i gioielli che ogni donna possedeva e custodiva come il tesoro più grande, identificando il ceto di appartenenza e l'importanza che questa rivestiva all'interno della società. Sul petto, il grande pendente in filigrana d'oro detto sull'asu, arricchito da pietre preziose e perline scaramazze, si compone di 3 parti: suvroku in alto, a forma di fiocco, saggioia al centro e sudominu in basso. Sull'asu viene circondato da sagannà cavruria, collana che deve il suo nome proprio per il particolare motivo a fiori, lavorato a filigrana sui vaghi. Ciascun vago è tenuto insieme l'uno all'altro da una catena a maglie rotonde, detta aggiunchigliu. Sulle orecchie i grandi orecchini a lampione, detti arracadas a lampioni, si compongono di 2 parti. In alto il cerchio con il galletto e in basso il pendente a doppia piramide, che richiama gli antichi lampioni cittadini. Risalta sul collo sagannacche bentu, collana con 5 o più sfere cave sbalzate dette pivionisi. Ciascuno è tenuto insieme da un nastro di cotone fatto passare tra un vago e l'altro. Infine, la collana d'oro a torciglione con annesso un pendente di stile borbonico, un gioiello di importazione in lamina sottile, tagliato e lavorato a stampo, spesso impreziosito con perline e pietre preziose.
Sul capo, sopra sa scuffia, viene riposto sudutturu, un fazzoletto di cotone o lanetta, attorcigliato su se stesso che fa da sostegno al fazzoletto. Questo, detto mucadori di cotone o di seta, viene ripiegato a triangolo e legato a fiocco sotto il mento. Talvolta a su mucadori viene sovrapposto uno scialle di seta colorato oppure in cotone nero, detto tibè, finemente guarnito con minuziosi e appariscenti ricami floreali colorati. In conclusione, possiamo osservare 3 diverse tipologie di abbigliamento in uso a Sesto, dalla metà dell'Ottocento fino ai primi decenni del secolo scorso. Noi passaus de biri o femminas a commenti bistinti a commenti ballanta e nosu sempre in su 2019 questo registrazioni si che dicevo che da fuori del suo gruppo de Sesto conti tutto su in tutte stresi spuntatas de sa registrazione che ho fatto su 2019 in questo sballo che ho visto in altre registrazioni in moi e usabiri su balle ogai. Balle ogai Pierpaolo, è importante dopo che appillo poi via da un ballo de prazza a un di adero sui somini si spazianta poi in cui c'è sempre un uomo che attura senza sa femmina e dunque quando accaba questa cosa si non è in coppia ita suzzeria danzandos. Succede che generalmente sono sempre Deus che avanti e devi combinare fare. È una cosa, è un ballo che prevalentemente si usa da battaglia a carnevale. Su carnevale va tutto permesso, dopo di questa battaglia, quando la femmina che non fa la mulleridura. Quindi c'è questo scambio, questo scambio dei scoppias. E poi su sommini, con sestro che tenia da messo ballo, poteva essere rifiutato dessa femmina o accettato pure. Generalmente è sempre accettato, poi sommini poi sammao in sugodo de s'amico e c'è una dacita a condiscendenza che ti vai praticamente imparai sa dama de un altro. Imparai posso ballo naturalmente. Certo. È un ballo bello e spontaneo. Poi c'è sestro del suo ballerio e su scherzo. Questo è il suo ballo gai. E poi devo sapere impari e sono accompagnato dei Launeddas, due Launeddas, Michelino De Iana e impari a Gianluca Viras, anzi sono Launeddas, avevo questo ballo gai sul gruppo dei Nuracis.
E poi sul ballo de Sesto, sul ballo Ogai, si è andato su, pensai, in Messico. E Messico è quanti potevano andare? Un gruppo, poi sicuramente ci ne punti di avere un mera, che hanno in tutto il festival, ma è un di questo gruppo che non mancano già mai in festival dei Noi e Totto. Renato, questo gruppo che arriva da Tepic, mi pare, di questa città di provenienza, contami qualcosa di questo gruppo, come ti sei conosciuto, come ti esti, ti ha detto fainti? In Sarasa, questo gruppo poteva unire che è il gruppo che si è donato su spunto a fare su festival internazionali nostro puro. Ah, Sì. Poi dei conosciuto di mera, giusto? Noi in sul 2004 organizzammo su festival della canzone sarda e durante il festival della canzone sarda si vede arrivare questo invito a partecipare a questo festival in Messico. In tempo di un mese si è organizzato e si è riuscito ad andare a questo festival. Posso dire che è stato uno dei meglio festival che ho partecipato. Un'accoglienza bellissima, un festival che addirittura durata 15 giorni, noi non abbiamo potuto fare 10. E quindi comunque o comprendi pure che questo attaccamento pochi avarra da quando si partecipa a questo festival. Infatti quando tu sei Siciliano, fai questo filmao, allora, si punta a ricordare questo festival che abbiamo passato in nostro Nias e quindi è stato in meta contento e onorato come Nantaissu dei voti contribuiti a realizzare questo progetto che ho fatto. E in cui una che le difficoltà e tanti tempi pure poi non fu un a fare un filmato vero e proprio di questa vestizione, però Santi Mottao, questo filmato che sapevi che è sul matrimonio messicano. E infatti c'è questa goglia di gente ricca meda, Annessa Beridani. Sì. Mi pare che Dante registrare con suo telefonetto, mi pare, ma già anda bene a Cittotto, questa cosa d'importo è stavire, commenti si bisti, te tutto vainti, questa cosa che si è piaciuta a me, che dunque se hanno fatto questa cosa, c'è tipo noso, mancai conoscete con suo telefonetto, tutto canto, però tanti fatta bonoso, questa è una cosa che si è piaciuta a me, dunque da Castiamo sono pari. La Casa Grande. Aquel hogar donde los señores que la habitaban eran dueños de las grandes fábricas azucareras. Eran personas que venían desde Europa. La vivienda se veía llena de colorido, listones, holanes, telas de algodón con estampados y todo tipo de vestimentas. Esto debido a toda aquella gente que trabajaba en esta casa. Damas de compañía, charros, caporales, institutrices, se relacionaban con la familia de la casa, de tal modo che In Messico le signore dell'alta società indossano i migliori tessuti e i migliori ornamenti. Era tradizione che le signore fossero vestite dalle donne di las casa. señoras de sociedad serían las que llevarían las mejores. La donna indossava un corsetto o una cintura bianca ornata di pizzi fini e fuselli fatti a mano. Usaría la señorita casadera. Indossava una blusa realizzata con pieghe e tessuto con trasparenze ricamate con nastri e cristalli. Faldilla blanca con holanes de tela dura para darle Una gonna ampia, anch'essa adorna di perle e cristalli molati. Il tutto realizzata con i migliori tessuti, pizzi e ricami alla moda. I gioielli indossati dalla sposa sono stati ereditati dalla madre, pezzi unici che sono stati tramandati di generazione in generazione. Usaba una blusa adornada con alforzas y tela con transparencias bordadas con cintillas y cristales. Una falda con una gran cola y polizón que también se adornaban con perlas y cristales cortados.
todo hecho en aquellos países europeos, con las mejores telas de moda y bordados de Bélgica, lugar donde se hacía el exquisito encaje fino típico para una novia. El traje suntuoso era desde lo interior, que no se veía hasta la falda con polizón y blusa aderezada con encajes y el velo. La joyería che portava la novia era Il corredo si completa con quel tessuto pregiato come il velo o la mantiglia che veniva ricamato con pizzo e cristalli, un velo caratteristico della sposa dell'alta società alla maniera europea. no podía estar completo sin aquella fina tela como velo o mantilla, que era adornada con encajes y rebordados con cristales, un velo característico de una novia de alta sociedad y a la usanza europea. Aquel militar de la capital. Il militare della capitale indossa un abito di gala o da cadetto con tutte le sue insegne e bottoni d'oro. Lo sposo era accompagnato da diversi uomini che vivevano e lavoravano in questa stessa casa. La sposa porta un velo che copre il viso. Il velo le sarà tolto dal suo sposo in modo simbolico per iniziare così la nuova vita insieme nell'unione del matrimonio. Iba velada de su cara para que fuera descubierta por su novio. Esto para comenzar su gran matrimonio. E dunque questo è su filmao che Santi Donaus, amico nostro su de Messicanus, e no anti a registrare certe cose, ma altre cose, ma noi siamo offio fai biri e sagoglia, dunque sa marito e mulleri vestiti con vestimenta de gente di aderus a ricca meta. E isso su Santi Mandao, però, serrai, sabatti dedicata proprio a su Messico, e pure un ballo, e a registrare in un teatro dove isso Santi partecipavo, e dunque stiamo su un pari, è bello, non scetti a biri su Festival de Sesto, su Valco, de su Arco in Sesto, ma è bello per pure queste cose che Santi Mandao isso si registrato su un altro luogo. Dunque una roghededdu del ballo su questo gruppo de Tapic de su Messico.
Noi passiamo in un festival internazionale e sempre aici, si vuole passare di una volta a Satra del mondo e si è andato dal Messico a Savatti dell'Asia del Bascio, cosa meridionali, con su Sri Lanka, dunque in questa isoletta del subcontinente indiano. E su Sri Lanka ed in Portugallo poi su filmato che Santi Mandao, è un filmato di un uomini che si vestiti, ma è tutto un rituale, infatti tutto il danza se tutto che va in tiso, sono sempre accappiata a un rituale, non c'è una cosa fatta di aici, boca da fuori, sa tanti può da fare, ma tutto, ogni cosa pensare ad ogni cosa d'orra a rituali che vadianta in tempus antichus e oggi e tutto si da fare in tibiri. Dunque questa vestizione pure dei somini si va da paga a paga in una certa maniera e dunque è tutta una cosa teatralizzata in noi, ma è di adero su dei spanto, da bio su un pari, su Sri Lanka. Ci sono 3 principali tradizioni di danza in Sri Lanka. Sono le danze Khandyan, Low Country e Sabaragamua. Questi sono rituali basati sul pacifismo e hanno leggende specifiche ad esse associate. Qui vediamo i principali costumi della danza di Khandyan, la più diffusa e popolare in tutto lo Sri Lanka. උඩරට නර්තනය, පහතරට නර්තනය, සබරගුම් නර්තනය යන්නයි. මේ සියල්ල ශාන්ති කර්ම මුල් කොටගත් චාරිත්‍ර විධිවලින් සමන්විත වන අතර ඒ සඳහා විශේෂිත වූ පුරාවෘත්ත කතාවක්ද ඇත. Questo è noto come il seme del re malese, secondo la sua leggenda, e questo è un vestito riservato solo agli uomini e dunque non adatto alle donne. Le donne non possono usarlo o addirittura non possono toccarlo. Per poterlo indossare deve avvenire l'incoronazione dello studente che ha finalmente appreso il mestiere con la guida dell'insegnante. Questo vestito è indossato durante un momento propizio nel mezzo di un piriz, cioè il mantra buddista cantato per il benessere, e dopo un bagno propiziatorio. È un'occasione speciale per indossare il copricapo e mostrare le abilità dell'artista in pubblico. Dunque, sono tornato a Domu, a Naisa Berirare, a Domu del gruppo dei Nuragisi, Santi Contao, pure Pierpaolo, Renato, Ludovica, commenti, beniti noi, canto beniti, 2 o 3 volte si assaggira, poi fai, poi si attopiare, poi fai festa e tutto canto. Ma in modo tornato a un'altra festa del folklore, questa che ho organizzato, io non avevo uso, perché noi non sciù, decantando secchi, per esempio, questa manifestazione, tu che sai, impari per su uno sciacquumane cosa, ma cosa che ho fatto in su 2017. Renato, 2017 è un anno in cui non ho portato questa televisione, ma ho portato una telecamera e ho documentato tutto questo che è sul serio. Contami qualcosa di questo gruppo del Sri Lanka. Allora, questo gruppo del Sri Lanka si sono conosciuti tramite il network, come su Facebook, tramite Facebook.
Cristianamente più che organizziamo su festival, ma non è che si potesse invitare a questo festival. Io pago qua, la prima cosa si domanda dai gruppi su quando funti specialmente fuori dall'Europa, eccetera, e chi tiene questa possibilità di sicura di ottenere su visto un po' di beni. E di solito, quando funti singole associazioni senza tenere legami con lo Stato, è un po' traballoso. Questo nasce allora su direttore artistico, insegna in su università di Colombo, quindi legato a suo Stato e riesce a ottenere il visto. Dunque, noi abbiamo fatto 3 danze principali, che appunto tutto, come ti ho detto prima, rituali di danza 78, funti tutto danza però ballo, che appunto tenete questa anima de pace, de amicanza, proprio de partecipazione, e dunque se lo sapere impari questo arroghededdo, girare con una telecamera, scetti, ma fia troppo bello se tu volevi fare vedere impari. Dunque se castai questo filmato del 2017 che si è registrato posto festival del folklore. Andungire parvate mad karva puranne sanjati bel megen eva puranne detun dahas katak war indan devanne metun sadisi met kapet matu buduwanne tamdena tatna tanam dena tamdena tatna tana teitana tatna tana tana tamdena tatna tana atena malse di sudu sele inavatereli alla nelu malakse bandina konde malpeti gavasala gatagane rannu me mukulu sinavate memideka ingi karala bala sitin sakilanga yana andama talit paatapala tamdena tatna tanandana tamdena tatna tana teitana tatna tana tana tamdena tatna tana atena malase di sudu sele inavatereli alla nelu malakse bandina konde malpeti gavasala gatagana rannu me mukulu sinavate memideka ingi karala bala sitin sakilanga yana andama talit paatapala
Dunque, a pago si spacendo questo Tobio e Tottu, ma ancora cose belle. E ho visto vestizioni, ho visto ballo su de Sestu, ho visto su Sri Lanka, su Messico e tutto quanto, in modo rauso ad Ommu con un'altra cosa, che non è sul gruppo Nuragisi, ma fa parte delle tradizioni che in Antibogam questi anni in noi in Sestu, con assozius e tutto quanto. Sono questioni dei mustaioni e sorco foresu, che si ti posso grannovare, ma noi scetti, noi funzioniamo de altre organizzazioni, se dunque non c'è tipo Grannovali o po Santo Sebastiano, ma po altre manifestazioni e tutto. Ma noi in Sestu, in questo periodo, senti con tutto in maschera che ci funti, poi è un sorco foresu, i mustaioni, ma c'è su villoni indovinatori, mi pare che ci funti scarroga, dunque mera maschera. Noi abbiamo registrato tutto il momento a rituali, come si visti e tutto canto, ma poi si fa obbire, Massimo Pinna ha montato pure una bessida che hanno fatto i mustaioni in Sesto, poi questa festa che ha fatto il fuoco umano e tutto canto. Dopo c'è un assozio che governa, organizza le cose con in maschera. Mi racconta anche qualcosa di questo gruppo? Allora, praticamente questo assozio, il Mustaioni e Sorco Foresu, fa dei batti del comitato di Santo Sebastiano, fa i patti e sul comitato di Santo Sebastiano e su 19 di gennaio, su 19 e su 20 di gennaio praticamente festeggiano questo santo. Su 19 con sovvogo, rituali del sovvogo non puoi mancare, e noi praticamente avremo bessita dei mascaras. I mascaras praticamente addollano su vogo, quindi un sarau sa maschera addolla su vogo, è bellissimo ad ubiri, poiché su vogo in maschera questa bestia, i uomini che si trasformano, che possono carnevali praticamente, per questa bessida, come il rito baccaliano, diventano bestie, e bestie diventano uomini praticamente, quindi è questo su bello delle tradizioni in maschera. Usabili questa registrazione che ho fatto, che si fa bene, ma guardo sa vestizioni, ma non scetti come si bistinti, ma come t'annavo Pierpaolo, sa bessida che hanno fatto, la prima bessida dell'anno che comincia da su Grannovale e tutto, ma abbiamo su Mustaioni, su Sorco Foresu, su Villoni Indovinatori e ancora s'altra maschera dei Scarrogas. I Mustaioni e Sorco Foresu nascono nel 1997 come gruppo spontaneo costituitosi fra una cerchia di amici a livello locale che hanno svolto apposite ricerche storiche attraverso libri, quaderni e memorie scritte e orali degli anziani del paese per la ricostruzione delle varie maschere. Nel 2001, dopo aver partecipato a diverse rassegne carnevalesche in vari paesi dell'isola, il gruppo si costituisce in associazione culturale con l'intento di tenere vivi gli aspetti e i valori tradizionali del comune di Sestu e di incentivare lo studio, il recupero dell'antico carnevale e delle tradizioni popolari sestesi, interagendo anche con altri gruppi etnici sardi che hanno gli stessi obiettivi. Sorco Foresu è la maschera zoomorfa che gli anziani ricordano nelle parodie carnevalesche antecedenti la Grande Guerra. Avvolto in una nera pelle animale, lunghe corna sul capo, Sorcu cammina carico di campanaci, legato alla vita da una corda tenuta all'estremità dai Mustaionis, che vestiti con abiti smessi, sonagli e fazzoletti neri in testa, avanzano in gruppo armati di verghe d'olivastro e canne. Durante il tragitto, Sorcu tenta di sfuggire ai suoi guardiani, si lamenta e si dimena, ma viene strattonato, gettato a terra e percorso coi bastoni, mentre alcuni Mustaionis, con fare grave, battono rumorosamente canne e bastoni attorno a lui gridandogli «Sorcu Foresu Vedizzoni!».
Alla fine resterà esanime sul terreno, ma una manciata di paglia e un rivolo d'acqua gettati a terra lo faranno risorgere per ricominciare da capo la sua pantomima. Atmosfera magica e rituale, maschera animalesca dedicata al sacrificio, sonagli apotropaici, canne percosse, strumenti sacrificali, fazzoletti color lutto, spiriti dei campi e delle fecondità, morte cruenta, acqua, terra e rinascita sono gli elementi essenziali su cui si impernia questa pantomima carnevalesca, probabile residuo di un antico culto agrario atto a risvegliare la forza germinatrice della natura. Ma chi sono i mustaionis? Semplici fantocce dalle sembianze antropomorfe posti a protezione dei campi e del raccolto, veri e propri numi tutelari della fertilità della terra con funzioni magiche contro la carestia e gli spiriti maligni? E chi è l'oscuro essere imbrigliato nella corda? Una divinità del mondo infernale raffigurata da un animale sacrificale che muore e come il raccolto rinasce a primavera, o una personificazione maligna da eliminare? Il mascheramento dei buoi era realizzato con una veste di pelle di capra marrone oppure nera che copriva il corpo. Sul capo un paio di corna bovine legate su una stoffa in cui si fissava una pelle più piccola dello stesso colore delle altre, bucata negli occhi e messa dritta di taglio per nascondere il viso. Al collo portano una grande campanella dal suono tintinnante e sulle spalle portavano il giogo su giualli al quale erano legati per trainare l'aratro. Suyu Escarrogas è una rappresentazione che si basa su un vecchio rituale contadino incentrato sull'aratura propiziatoria e la semina minacciata dalle cornacchie, quali entità maligne che attaccano il raccolto. I mustaionis, muniti di campanaci e pertiche di canna, i zaccarreddas, cercano invece di proteggere il seminato producendo un forte rumore per allontanare i malefici uccelli e esorcizzare ogni entità maligna che possa danneggiare il prodotto. E dunque se noi accabbara di aderos, prima appunto ci siamo accabbati questo Tobio e poi siamo arrivati su di aderos a salutare tutto questo che santi seguiu e tornare grazie a Vosato, a Marco Loi che ha fatto la regia di questa trasmissione, dei stresi che Santa accompagnavo con Scimello su festival numero 17 organizzato sul gruppo Nuragis e su festival internazionali del folclore. E doppio torrai grazie a come un nao che anda a Popetto sa Tobio de Oi a sa regione Sarda che è sempre questa che dona su contributo, su sostegno e tutto per organizzare questa manifestazione a su comune de Sesto e tutto questo su che collaborano con queste organizzazioni per fare sempre una festa più bella, ogni anno una festa più bella. Dunque grazie a me a Leonardo e Nassia, grazie a Vosatro su questa bella partecipazione. Pierpaolo, grazie a tu e dunque se lui vuole salutare tutto questo del suo gruppo che dunque si traballa, che non si vinti, ma punti sempre s'anima e tutto di questo sozio de Vosato. Allora, sul gruppo e sul mezzo può bessire, può andare in giro. Questo che dobbiamo ringraziare fonti e se stesso che hanno sempre aiutato a portare innanzi questa manifestazione. Fonti venuti a esibire in suo barco e ai gusto di sapere è un augurio su mio, altri hanno meglio e donato con tutto il suo coro, spero che sanno chi è e sia da su buono. Ma Arrivederci a tutti. Io penso proprio di sì e sono convinto e spero che sia da sanno buono per tornare in pratica. Grazie a Ludovica, Enrico, Jacopo, tutto questo che lavora con tu, grazie a Renato Ganna, per la musica, l'organizzazione, tutto questo che va per questa vita folclorica del suo sozio dei Nuragis. A vosotros, grazie a voi seguiu e Gesù sapere
un'altra cosa, tutta questa programmazione de radio, televisione sarda che adesso prena tutto sanno di cosa sbella, poi si contai sa terra nostra, ma presto le tradizioni e tutto, canto, su ballo, su sono, e tutti i rituali di questa terra cosa nostra. Grazie a tutti, da Sibiria un saluto.